Non è solo colomba, è anche pastiera napoletana, mi raccomando, assolutamente ben riconosciuta anche qua nel nord, per cui è un prodotto che facciamo anche noi con il grano, con la ricotta, e diventa veramente un prodotto molto buono ed è apprezzato un po' da tutti. E così anche la pastiera entra in scena nelle tavole dei padovani. Il grande classico napoletano della Pasqua è sempre più richiesto. Eccola qua come si presenta, molto bella, molto ricca, naturalmente ha il candito sul fondo. Nelle pasticcerie artigianali il profumo dei canditi e del grano si mischia a quello classico della focaccia pasquale. La cosa bella in generale è che i gusti si abbinano, vuol dire che il nord è andato verso il sud e il sud è andato verso il nostro, e quindi troviamo anche tante novità. E i gusti che abbiamo noi, tra virgolette, invece per quanto riguarda i lievitati, non è soltanto la focaccia classica, quella quindi senza canditi, o la colomba con l'arancio candito, abbiamo usato e usato anche con albicocca e timo, che è molto particolare, è piaciuta tantissimo, il tre cioccolati che è un nostro must, vuol dire 3 cioccolati diversi, latte bianco e fondente, spettacolare. Con o senza canditi, al cioccolato, glassata e con le mandorle, la colomba resta regina indiscussa della Pasqua. Tanti gusti e quest'anno anche taglie extra large, come quella proposta da Luca Scandaletti. Grande io e anche la colomba, 3 kg. È un formato veramente eccezionale, bellissima, soprattutto bella da poter cucinare, perché quando una colomba da 3 kg ti riesce così bene vuol dire che il risultato del tuo lievito è al massimo. Per cui siamo molto contenti. Questa è carina perché la puoi condividere in tanti ospiti. Pasticceria che fa i conti con i costi delle materie prime che fortunatamente quest'anno non hanno al momento subito le ripercussioni dei conflitti mondiali. Fortunatamente dagli anni scorsi a quest'anno c'è stato un calo anche nelle materie prime. Adesso diciamo il burro in linea di massima è un prodotto che era andato alle stelle, veramente aveva triplicato il prezzo, e poi nel corso degli ultimi 2 anni è calato, addirittura quest'anno ha toccato un picco storico in abbassamento a 6 euro al chilo, 5,90, 6 euro. Noi approvvigioniamo prima che succeda che l'evento arrivi, per cui comprandole prima abbiamo anche evitato la guerra adesso che c'è in corso, le varie guerre, perché poi in realtà non è solo una, ha fatto sì che i prezzi stanno risalendo e sicuramente lo sentiremo tra qualche mese. E infine non è Pasqua senza il cioccolato, le uova amate soprattutto dai bambini. Anche qui i gusti seguono le mode, le tendenze del momento, come il famoso Dubai Chocolate. 3 cioccolati classico, latte bianco fondente e perché no caramello, e poi abbiamo usato come la stecca che facciamo sempre col Dubai, l'abbiamo fatto ricoperto, quindi 2 gusci di cioccolato con all'interno la croccantezza del Dubai, abbiamo fatto con la nocciola Piemonte, naturalmente delle novità con il Baileys, quindi per i papà avevamo una ganache al Baileys e molto accattivante che con caramello in mezzo, sempre un fondente parliamo. Ci dispiace, sono tutti finiti, veramente sold out, volevamo spaccarvene uno in diretta ma è finito.